questo momento il tuo corpo sta compiendo delle azioni sia volontarie che involontarie. In particolar modo parliamo del sistema nervoso, il modo in cui ti muovi, decidi insomma di muovere le mani o la testa o varie parti del tuo corpo è totalmente volontario, altre parti come la respirazione o il battito cardiaco è involontario. Il biofeedback appunto è il topic di oggi perché sapere come usare il biofeedback in modo efficiente, efficace, ti dà la possibilità di capire in che stato ti trovi, se ti trovi in uno stato di ansia o in uno stato di quiete. Capire come anche modificare il tuo stato nervoso ti può dare dei benefici anche a lungo termine sull'ansia e i dolori persistenti, per esempio. Prima di andare avanti voglio presentarmi, io sono Alessio Veneziano, sono un fisioterapista, fondatore di Veneziano Therapy, che è questo canale YouTube, attraverso il mio programma riabilitativo che si chiama Neurobalance, che puoi fare sia online che attraverso dei coaching uno a uno, aiuto le persone che soffrono da dolori persistenti a ritornare alle attività quotidiane senza limitazioni e in completa libertà. Ora che sai chi sono, andiamo direttamente al video di oggi e parliamo di biofeedback. Che cos'è il biofeedback? Qui ho preparato una piccola lavagna per guidarti nel video di oggi. Come ti ho appena detto, il nostro sistema nervoso può essere attivato in modo volontario o involontario. Oggi si interessa principalmente la parte involontaria, che è quella che appunto viene gestita dal nostro sistema nervoso in relazione a quello che è la nostra mente. Infatti il biofeedback non è altro che un monitor dello stato del tuo sistema nervoso, o meglio quello che accade tra la mente e il corpo. Quando dico mente intendo in questo caso il cervello, ok? Lo puoi usare per modificare l'ansia e i dolori persistenti. Qua parliamo in particolare di come usare il biofeedback senza strumenti, senza nessun strumento, guardando semplicemente a come batte il tuo cuore e come respiri. Il biofeedback non è neanche che la consapevolezza di come il tuo sistema nervoso sta lavorando in qualsiasi momento della giornata. Molti di noi non sanno in che stato si trovano, se si trovano in uno stato di rest, sleep o digest, quindi di riposo, digestione e dormire, perché non hanno questa consapevolezza di come il loro battito e il loro respiro si funziona, come il loro respiro e il battito sia collegato al nostro sistema mentale, alle nostre emozioni, ai nostri pensieri. Qui ho messo appunto 3 stati, ma in realtà sono principalmente 2, per non confonderti. Parliamo di 2 stati del sistema nervoso, quindi quello diciamo di rilassamento e quello di attivazione, anche chiamato stress, no? Sistema simpatico. Ho messo anche freeze, nel senso che in certe situazioni noi siamo in una condizione di paura e siamo completamente in stallo, completamente frozen in inglese, diciamo ghiacciati, no? Questi sono momenti di panico, per esempio. Il sistema simpatico appunto si dice che è un sistema in cui siamo in una condizione di stress. Questo sistema simpatico normalmente dovrebbe ribilanciarsi nella giornata e si ribilancia attraverso il sistema parasimpatico. Adesso il sistema parasimpatico nel corpo è gestito principalmente dal nostro nervo vago, se ne parla molto in questi giorni, ma non è l'unico e non è solo un nervo soprattutto, è un nervo che va a ramificarsi su molti organi, tra cui il cuore, i polmoni, l'apparato digerente e diciamo anche l'apparato genitale. Modificare quindi come il nostro sistema parasimpatico funziona, quindi in modo volontario, fa sì che tutta la parte involontaria, quindi come il battito cardiaco per esempio, vada anche a influenzarsi. Ecco che ti ho fatto tutto questo giro per dirti che essere coscienti di come il tuo respiro e il tuo battito cardiaco
è in relazione al tuo stato mentale, ti fa capire che se modifichi e puoi modificare il tuo battito cardiaco e il respiro, modifichi anche il tuo stato mentale. E se modifichi il tuo stato mentale, modifichi il tuo corpo. Quindi vedi che c'è questa connessione di mind and body connection, cosa che se vedi attraverso un dispositivo, come per esempio questi nuovi smartwatch, questo è un Garmin per esempio, oppure un altro dispositivo, questo è della HeartMath Institute, che si mette direttamente all'orecchio, ti fa capire su un monitor proprio come il tuo sistema nervoso lavora attraverso appunto il battito cardiaco. Ma oggi non voglio parlarti di quindi la variabilità di frequenza cardiaca, perché sarà in un altro video, nel prossimo video. Oggi ti voglio far vedere come puoi modificare appunto questo stato involontario, tra virgolette, del tuo corpo per modificare il tuo stato mentale. Andiamo quindi direttamente alla pratica. Prima voglio farti capire, ti voglio far vedere come puoi migliorare la tua coscienza battito-respiro. Lo facciamo attraverso l'uso delle nostre dita su parti del corpo dove senti il battito cardiaco. Una delle più facili può essere al polso, ok? Qui, oppure direttamente in questa posizione qua, vicino alla gola. Ora, senza stare, tu puoi stare seduto, o quello che facciamo adesso è semplicemente capire quando respiri, guardando il tuo respiro, come si modifica il tuo battito cardiaco. Semplicemente osserva, senti come batte il tuo cuore attraverso appunto la pulsazione quando inspiri, quando mantieni il respiro o quando espiri. Quindi nota come batte il tuo cuore in questi tre stati: ispirazione, apnea, espirazione, quando butti giù l'aria. Ok? Stoppa pure il video per capire per un minuto, va bene, 60 secondi, se c'è una differenza di battito, di frequenza di battito. Ok, e noterai a questo punto, se hai fatto l'esercizio, che nell'ispirazione il battito cardiaco aumenta, nell'apnea il battito cardiaco rimane stabile, nel senso che non cambia molto tra l'inspirazione e l'apnea, forse diminuisce un po'. E nell'espirazione normalmente il tuo battito cardiaco dovrebbe diminuire di frequenza. Questo è in uno stato di riposo, in uno stato in cui sei seduto o sdraiato. Vuol dire in questo caso che parliamo di frequenza, variabilità cardiaca sana, alta. In uno stato di perenne stress, questa variabilità cardiaca tra ispirazione e espirazione non cambia molto. Ecco che in quel caso il nostro sistema involontario sta veramente ai massimi giri. Quindi ecco perché il biofeedback ci dà una mano per capire in che stato siamo. Ovviamente tu potrai sapere come se sei in uno stato di stress o in uno stato di rilassamento. A volte durante la giornata non sai in che posizione ti trovi. E normalmente anche quando soffri di dolori persistenti, questo stato parasimpatico non viene attivato come dovrebbe, ma si può allenare. Per allenarlo però devi capire da dove parti. Ecco che un'altra pratica che possiamo fare in questo video è capire quanti battiti hai per minuto a riposo. Qui oggi ho scritto 60 secondi, quindi prendi un cronometro, imposta per 60 secondi, e a questo punto contiamo i battiti, quanti sono entro questi 60 secondi. Se vuoi farlo, fallo adesso, stoppa il video, intanto ti faccio vedere come si fa. 60 secondi, battito sempre sul polso o sul collo, vai a contare i battiti, normalmente siamo sui 50-70 battiti per una persona diciamo normale, cioè una persona atletica e che è sana, diciamo che ha un sistema nervoso performante. Invece sopra i 70 battiti parliamo di un cardiovascolare, di un sistema cardiovascolare che è in perenne stress, che ha bisogno comunque di diminuire questi battiti perché sta veramente costantemente
disperdendo energia. Questo può accadere in situazioni di stress o problematiche di vario tipo cardiovascolare. Quindi questo è quello che ti volevo dire. Facendo un riassunto, il biofeedback ti aiuta a migliorare la salute fisica e mentale perché ti rende cosciente del tuo stato nervoso. Lo puoi fare senza strumenti, attraverso appunto contare i battiti cardiaci e soprattutto contare, vedere, notare come il tuo respiro cambia, come il tuo battito cardiaco cambia quando inspiri o espiri. Okay? Ci dovrebbe essere proprio una netta differenza. Quando espiri il tuo battito dovrebbe rallentare, quando inspiri il tuo battito dovrebbe aumentare. Bene, questo è tutto per questo video, ti rimando al prossimo video del HRV, Heart Rate Variability, che è molto interessante. Per adesso ti saluto, ci vediamo alla prossima puntata. Prima di lasciarti però voglio farti vedere che qui nel link in descrizione ci sono vari link che ti fanno andare a capire come usare quindi non solo il tuo respiro e il tuo battito, ma anche altri strumenti come la mindfulness, il somatic tracking, il tapping EFT, li ho messi tutti in un programma che si chiama Neurobalance che puoi vedere direttamente attraverso il mio sito web e ti metterò il link in descrizione. Per adesso è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!